Non si ruba ai bambini. Questo lo striscione che campeggia all'ingresso dell'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso di Favara, fatto oggetto nei giorni scorsi di atti vandalici, ma anche di furti, soprattutto di apparecchiature elettroniche e computer utili per la didattica. La scuola, centro di cultura, la scuola presidio di legalità non può essere rubata o vandalizzata. È proprio questo lo spirito dell'incontro, della conferenza organizzata ieri sera dalla dirigente scolastica Rosetta Monreale, che ha chiamato a raccolta le istituzioni, la Chiesa, il sindaco, le associazioni, i centri culturali, i semplici cittadini, i genitori che in massa hanno partecipato alla conferenza. Si è ribadito la necessità di fare rete, di comunicare, di lavorare tutti nella stessa direzione. La scuola è una delle cose più importanti di una società civile e per questo deve essere preservata e nessuno può rubare ai bambini. A caso abbiamo convocato la conferenza dei servizi per un lavoro di rete in rete tra la scuola, l'amministrazione, la giunta, i genitori, i docenti, le autorità civili, i politici, per far sì che gli alunni possano spiccare il volo attraverso questa sinergica collaborazione. Solo così gli alunni possono avere gli strumenti per diventare cittadini autonomi e consapevoli. Un furto solo per rubare apparecchiature elettroniche o anche per danneggiare un presidio di cultura? È una domanda che mi sono posta in questi ultimi giorni. Sì, tutte e due. Anche per dare un segnale, in quanto la scuola è presidio di cultura, la scuola è la culla della cultura, perché i ragazzi qui vengono informati e poi formati per diventare cittadini legali. Qual è la prosecuzione di questo cammino che sicuramente deve coinvolgere tutti? L'apertura delle scuole, il pomeriggio soprattutto, accogliere genitori e alunni in progetti comuni. Certamente è stata derubata dal diritto allo studio per i ragazzi che la mattina non hanno trovato più questa lavagna digitale nella loro classe. È un atto importante che è successo a Favara, di grande disagio, come dicevo poco fa alla tavola rotonda, un disagio che è un disagio sociale. Certamente nessuno di noi ha colpa, ma tutti abbiamo le nostre colpe, perché abbiamo abbandonato il centro storico di Favara, perché abbiamo messo ai margini questa zona a livello topografico, perché pensiamo che in questa scuola non possa funzionare nulla. Invece è una delle scuole migliori che Favara possa avere, con un corpo docente importante, con una preside che in questi 3 anni ha dato tutta la sua vita per far volare questa scuola, la Bersagliere Urso, la Capitano Vaccaro insieme. Credo che noi abbiamo le nostre colpe, Favara ha le sue colpe, perché negli anni ha abbandonato parte del proprio territorio, è come quando una madre abbandona parte dei suoi figli per dedicarsi a altri. Dobbiamo rimboccarci le maniche con tutte le autorità e iniziare a fare un lavoro di recupero per il centro storico e per questa zona. La scuola crede il suo dolore è la cosa giusta, perché la scuola in realtà è una cosa di tutti. Oggi questa cosa che colpisce questo istituto in particolare ha colpito l'intera collettività, perché da qua noi formiamo i nostri ragazzi, quelli che poi devono essere i cittadini che portano avanti la nostra città nel futuro, e quando qualcuno toglie a questi ragazzi degli strumenti importanti, fondamentali per la loro crescita, ottenuti con fatiche enormi da parte dei dirigenti scolastici e da tutti quelli che orbitano nel mondo della scuola, questo colpisce l'intera collettività e la collettività come tale dovrebbe rispondere. E cosa possiamo fare allora? Vabbè, intanto bisogna, quello dal punto di vista amministrativo, diciamo, delle istituzioni. Oggi abbiamo avuto un tavolo tecnico con la prefettura per cercare di intensificare i controlli, e questa scuola queste zone in particolare saranno maggiormente attenzionate. Fortunatamente abbiamo reperito un finanziamento sulla videosorveglianza qualche mese fa e cercheremo di controllare anche le zone che sono un po' più, tra virgolette, abbandonate. Questo dal punto di vista del controllo, della repressione. L'altra cosa è dal punto di vista culturale.
insieme alle istituzioni, insieme alle scuole, dovremmo iniziare a fare delle iniziative, a mio modo di vedere, ma non finalizzate a se stesse, delle iniziative che riescano veramente a fare rete, perché oggi noi viviamo quasi in compartimenti stagni, quartieri che non comunicano tra di loro o ragazzi che la società in generale che non riesce a mettersi in comunicazione. Se riusciamo a far capire all'intera collettività che il problema di un quartiere, il problema di una scuola, di una strada è un problema di tutti, possiamo cercare di riuscire a sensibilizzare anche nelle zone che vengono considerate più marginali.